Se il tracciamento è una delle armi più efficaci nella lotta contro il virus, questa è una roccaforte. Ci troviamo all'ex ospedale di Asolo, non lontano dal centro storico della città, dove tecnici della prevenzione, medici e amministrativi contattano quotidianamente i contatti dei positivi. Anche se oggi il numero di chiamate ogni giorno si sono ridotte, così come il numero di tamponi effettuati ai punti Covid, come quello di Altivole, ci sono state giornate in cui gli operatori si sono trovati ad affrontare anche 1 migliaio di telefonate in 8 ore di lavoro, telefonate non sempre semplici, in cui qualche volta si dimostrava necessario far fronte alla diffidenza e alla preoccupazione, in cui capitava di imbattersi in problematiche personali, resistenze, incomprensioni, contatti falsi e nei periodi di Natale persino solitudine e sconforto. Cartone riciclato e stanze dedicate ai personaggi più illustri dell'Asolano, Sala Duse, Sala Stark, un'idea che ha apprezzato anche il primo cittadino della città, Mauro Migliorini, che la scorsa settimana ha effettuato un sopralluogo per complimentarsi per il lavoro svolto finora. Innanzitutto io ringrazio il direttore generale, dottor Benazzi, e il capo Dipartimento Prevenzione, dottor De Rui, di questa possibilità che mi hanno dato di accedere nella centrale di tracciamento dei positivi al Covid. Vedere questi spazi dell'ex ospedale vissuti con oltre 30 persone che ci lavorano all'interno è una bella soddisfazione, non solo come sindaco ma in primis anche come cittadino. Sapere che alle spalle c'è questa tipologia di servizio che ha dato una mano a ridurre drasticamente il numero di positivi nel nostro territorio, che vediamo in questi giorni, è fonte di immensa soddisfazione. Quindi il mio grazie lo ripeto anche oggi. La struttura dell'ex ospedale di Asolo era chiusa da molto tempo, se non solo per il servizio di poliambulatorio e qualche altra specialità. Con questa tipologia di attività a valenza provinciale, diciamo che quasi tutto l'ex ospedale, la palazzina della direzione, viene utilizzata, ed è un bene, perché vivere uno spazio lo rende vivo, lo rende anche molto più bello anche da vedere. Anche persino le sale sono state dedicate a dei personaggi illustri di Asolo. Sì, esatto, sarebbe da capire chi ha avuto questa geniale idea, nominare le sale dalla Freya Stark alla Duse, ma anche passando per personaggi meno famosi, o addirittura ricordando Virgilio Versa, che era un tenente medico dell'ospedale di Asolo durante la Seconda Guerra Mondiale, che fu catturato dai nazifascisti ed impiccato perché curava i partigiani feriti. E questo è un occhio di attenzione veramente che merita un applauso pubblico. Continua anche il lavoro al centro tamponi di Altivole, dove pur senza coda l'esercito e il personale dell'ULSS 2 offrono il loro servizio a un flusso costante di pazienti, differenziando in modo ancora più organizzato e intuitivo le corsie. Dopo l'accettazione i percorsi si dividono tra bianchi e gialli. Per gli ultimi sono state predisposte 2 corsie, una per i richiami al molecolare e una per anziani, bambini, forze dell'ordine, medici e vigili del fuoco. A chi effettua i tamponi inoltre è stata data l'opportunità di cambiarsi in un luogo caldo. Comunicazioni veloci via SMS rapidissime in caso di positività, con in questo caso anche l'attivazione appunto del call center dedicato al contact tracing.